Bene, voltiamo pagina, parliamo dello stato generale del settore lattiero-caseario, lo facciamo andando a raccontarvi gli esiti dell'ultima assemblea di Aprolav, l'associazione che in Veneto riunisce appunto i produttori di latte. Si è tenuta nei giorni scorsi l'assemblea ordinaria di Aprolav, Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto. Un momento per fare il punto sul comparto lattiero-caseario della terza regione italiana per produzione di latte vaccino. I nostri prodotti continuano a aumentare le esportazioni. L'unico problema in questo momento è la sofferenza che hanno i produttori di latte per la produzione sovrapproduzione che c'è in Germania e in Francia, che riversano il loro latte in più. Subiamo la troppa produzione di latte, il calo dei consumi, però riusciamo a remunerare il latte in maniera ancora discreta ai nostri produttori, con delle attenzioni particolari sui nostri prodotti. Un settore che sta vivendo un'inclinazione dettata dalla mancanza di regole che dovrebbero valorizzare un prodotto di prima qualità come il latte veneto, svalutato invece dalle importazioni. Non abbiamo l'OGM, non abbiamo la centrifugazione del latte, abbiamo un latte sano dal tank di produzione e non come gli altri che deve essere pulito nei centri di raccolta. Queste cose non vengono dette, noi continuiamo a dirle. Il settore lattiero-caseario avrebbe bisogno di un'organizzazione, di delle regole precise che non ci sono più. Quello che gli allevatori chiedono sono dei prezzi stabili, con la difficoltà che sappiamo che abbiamo, perché da quando sono state tolte le quote latte gli aumenti delle produzioni in Europa e nel mondo portano naturalmente ad avere del latte in più e dell'offerta in più. Quando c'è molta offerta, di conseguenza c'è il calo. Informare e sensibilizzare i consumatori rimane pertanto una delle strade più facilmente percorribili. Per questo la Regione del Veneto ha istituito il marchio QV, abbreviazione di qualità verificata, che individua un latte prodotto secondo un regime di qualità superiore, rispettando regole più ferree della legge nazionale. Come Regione Veneto, noi che siamo i secondi, terzi produttori di carne e di latte di questa nazione, abbiamo messo in campo comunque tante strategie come quelle sugli investimenti, il piano di sviluppo rurale, quello di ammodernare le stalle, di renderle sempre più efficienti, di dare ai nostri allevatori comunque capacità finanziarie per investire e quindi anche per quanto riguarda le tecnologie nuove, sul benessere animale, quindi mantenere anche gli animali in stalla in maniera consona e comunque anche nella promozione dei nostri prodotti.